destino, il racconto di un dramma che ha cambiato la vita al sacerdote. Tragedia a Moriago della Battaglia, il 52enne muore nell'incendio divampato nella sua camera da letto, forse una sigaretta lasciata accesa alla causa del rogo. Autonomia doveva essere la settimana della svolta, invece il governo prende tempo, un nuovo ultimatum di Darè, 5 Stelle la pretendiamo, a Verona Salvini certifica lo slittamento sicuramente entro l'anno. Amministrativa di maggio, l'assemblea del PD sceglie il giovane Marco Dus come candidato sindaco a Vittorio Veneto per raccogliere l'eredità di Roberto Tonon, la Lega vicina a sciogliere le riserve a giorni. Non mi resta molto tempo, qualcuno rilevi la mia azienda e il mio brevetto, non sia dispersa l'esperienza di anni, l'appello di un imprenditore del settore sanitario malato di cancro, Colle Umberto. Una marcia a Venezia per dire no all'escalation di intolleranza e razzismo, a lanciarla il professor trevigiano Antonio Calò, noto per aver accolto in casa sua dei migranti. Era vittima di pesante bullismo, ma si è riscattata con la break dance, diventando una campionessa. La 19enne di Santa Lucia di Piave, Alessandra Cortesia, sarà premiata dal presidente Sergio Mattarella. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Apriamo dunque con il post su Facebook scritto da un parroco del Monte Bellunese. Sono stato molestato sessualmente a 11 anni da una persona laica che frequentava la parrocchia. Iniziava così il drammatico racconto di Don Giovanni Gatto, originario di Biadene ma parroco da tempo a Tempera in provincia dell'Aquila. Un fiume di parole, uno sfogo liberatorio che Don Giovanni Gatto ha voluto rendere pubblico. Sono stato molestato sessualmente a 11 anni ed ha lasciato a Facebook la confessione del suo segreto. Parla con il cuore in mano, spezzato da un dramma che lo ha segnato per tutta la vita. Ho deciso ora, ci racconta al telefono, perché in occasione del summit aperto da Papa Francesco contro la pedofilia ho sentito la testimonianza di un altro parroco che dopo anni è riuscito a raccontare di essere stato vittima di un abuso sessuale da parte di un religioso. Don Giovanni ci racconta che lui invece è stato attirato in casa da un uomo laico che frequentava la parrocchia e qui violentato. Io questa persona comunque l'ho perdonata perché il Vangelo ci insegna a perdonare, ma non la posso vedere non per cattiveria, perché se la rivedo mi si riapre quella ferita tremenda interiore di quello che è successo quando ero in prima media. Persona che ha tentato di ricontattare il parroco poco tempo fa e Don Giovanni ci dice: non ho voluto vederlo. Gli ho mandato poi un messaggio dicendogli che la sua presenza per me non era gradita, non per cattiveria, ma perché per la mia salute psicofisica, interiore, affettiva, non volevo rivederlo. Gli ho mandato un messaggio scrivendogli: ma non ti ricordi quello che mi hai combinato tanti anni fa, che mi hai molestato? E lui manco mi ha risposto. Non facciamo di tutto un'erba un fascio, dice Don Giovanni. Ho raccolto delle confidenze di alcune vittime, non tante, di alcune vittime, sia di laici che anche di preti. E una cosa che voglio chiarire e mettere in evidenza, che non bisogna fare di ogni erba un fascio, cioè non bisogna dire un prete pedofilo, quel prete è pedofilo, allora tutti i preti sono pedofili. No, basta. Il Papa vuole dirci anche questo, il Papa. I pedofili sanno di essere protetti dalla paura e dal silenzio delle piccole vittime, ma queste testimonianze devono servire a combattere questo fenomeno che lascia ferite indelebili, soprattutto fra i più piccoli. Io piango quando sento di bambini che vengono abusati. Continuiamo con la cronaca, le fiamme nella camera da letto, forse per una sigaretta rimasta accesa. Questo ha causato la morte di una badante colombiana di 52 anni. La stanza da letto avvolta dalle fiamme, le grida, chiaramente avvertite dai vicini, il tragico epilogo. È finita nel peggiore dei modi la vicenda di una badante di 52 anni di origini colombiane, Betty Ronquillo Zuniga, morta ieri sera nell'incendio della sua abitazione in via Roma a Moriago della Battaglia. Poco prima della mezzanotte la donna si sarebbe addormentata lasciando una sigaretta accesa, probabile causa del principio di incendio poi propagatosi al letto e alla stanza intera.
Svegliata di soprassalto e circondata dalle fiamme, la donna ha cercato di spegnere il rogo, ma il fumo ha rapidamente saturato il locale, facendole perdere conoscenza e asfissiandola. A dare l'allarme la proprietaria dell'abitazione, che vive al piano di sopra. Probabilmente è stata una combustione forte, ha creato un incendio, non vi dico l'odore che ha fatto, sa quando uno si mette a dormire, un monossido uno ci resta là, no? L'arrivo dei vigili del fuoco da Conegliano, giunti sul posto assieme al SUEM e quindi ai carabinieri, purtroppo non è servito a salvare la vita alla colombiana, che giaceva a terra già senza vita. Ingenti i danni all'interno dell'abitazione, posta sotto sequestro per consentire le indagini. La 52enne, sposata e formalmente residente a Roma, assieme al marito aveva preso in affitto l'appartamento per un paio di mesi nella scorsa estate, ma poi non se n'era più andata, rimanendoci anche dopo la partenza del compagno. Viveva sola, adesso in questo momento attuale sì, e il compagno è andato da un'altra parte. Parliamo adesso di autonomia, perché questa doveva essere la settimana della svolta e invece il governo prende ancora tempo, sicuramente entro l'anno, ha detto oggi a Verona il vice premier Salvini, facendo nuovamente slittare la scadenza. L'autonomia sicuramente entro l'anno. In visita a Verona il vice premier Matteo Salvini sposta in avanti ancor più esplicitamente del premier Giuseppe Conte, che aveva parlato di giorni, settimane, mesi, il termine per concretizzare l'intesa tra il governo e le 3 regioni che hanno chiesto maggiori competenze: Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Tante altre regioni stanno facendo la stessa richiesta, ha spiegato Salvini, affermando infine che la presenza della Lega al governo è garanzia che l'autonomia ci sarà. Certo è che alla fine di una settimana che nei piani doveva essere decisiva per incassare lo storico risultato, questa brusca frenata preoccupa e stizzisce chi dal Veneto sta lavorando per raggiungere un obiettivo considerato vitale. L'autonomia si farà, perché se non si farà l'autonomia si farà un nuovo governo. Noi abbiamo dato il reddito di cittadinanza, noi vogliamo l'autonomia. Reduce dal confronto non facile a Montecitorio con altri sindaci anche sul nodo autonomia, Mario Conte, primo cittadino di Treviso, chiede un sostegno unanime. È stata un'esperienza forte che mi ha fatto prendere consapevolezza di quanto dura sia questa partita dell'autonomia e di quanto duro sia il ruolo che Luca Zaia ha deciso di assumersi, portando a casa questa responsabilità sulle sue spalle. L'invito che faccio è onestamente al popolo veneto, ai cittadini, di unirsi veramente come popolo in questa battaglia accanto al governatore Luca Zaia, perché non sarà assolutamente facile riuscire a portare a casa l'autonomia, perché è stato chiaro il messaggio dei sindaci, soprattutto quelli del sud, che l'autonomia non la vogliono. Da Padova, dove ha preso parte a un incontro sull'uguaglianza di genere, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha definito l'autonomia chiesta da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna una questione sulla quale si sta lavorando. È una strada segnata e merita una risposta all'altezza delle aspettative di quel referendum, per cui io sono molto fiduciosa che, armati della Costituzione, riusciremo a realizzare finalmente l'autogoverno delle comunità responsabili, che è un bene per tutta la Repubblica e può essere anche il Veneto laboratorio di novità, appunto, anche per altre regioni. E sulle parole di oggi del vice premier Salvini è intervenuto anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Ottime e pienamente condivisibili le sue parole, ha detto Zaia, hanno un doppio valore perché espresse da una rappresentante di una forza politica determinante nell'attuale governo del paese ed esponente autorevole dello stesso esecutivo. Il fatto che usi un concetto come fare le cose fatte bene, prosegue Zaia, è testimonianza della volontà di muoversi nella stessa direzione indicata dalla nostra regione. Sono anch'io convinto che questa è un'opportunità vera da nord a sud, è l'occasione imperdibile per far partire la riforma del nostro paese, lasciando il conservatorismo, mettendoci alle spalle la preistoria per realizzare quella metamorfosi attesa verso uno Stato moderno e federale. Continuiamo con la politica, con la marcia verso le amministrative di primavera, perché Marco Dusso è il candidato sindaco del Partito Democratico per le amministrative 2019. A Vittorio Veneto la sua candidatura è stata ufficializzata questa mattina durante l'assemblea del PD proprio a Vittorio. 35enne è stato votato all'unanimità per la corsa a diventare primo cittadino. Idem hanno deciso di puntare sul giovanissimo capogruppo, che è il primo candidato ufficializzato per le elezioni amministrative nella città di Vittorio. Tra tutte le forze politiche in campo il primo passo l'ha fatto proprio il Partito Democratico questa mattina.
una laurea in scienze ambientali, un master in diritto all'ambiente. Il candidato lavora come istruttore tecnico presso la provincia di Belluno. Dal 2014 ad oggi molta acqua è passata lungo il Meschio e molte cose di cui si discuteva da anni sono state realizzate con dedizione e fatica, ha dichiarato questa mattina il neocandidato. Molte aree degradate e dimenticate della città sono state rigenerate, alcune grandi opere incompiute sono state realizzate, si è lavorato molto affinché i cittadini più deboli e soli della nostra città non rimanessero indietro. Certo, abbiamo commesso anche qualche errore, qualcuno degli obiettivi che ci eravamo posti, lo dobbiamo dire a testa alta e con grande trasparenza, non è stato ancora pienamente raggiunto, ha ammesso Dus. La Lega invece dovrebbe formalizzare nei prossimi giorni il nome del suo candidato sempre per le amministrative a Vittorio Veneto. Il nuovo corso a Fondazione Cassamarca, anche il nodo Camera di Commercio si starebbe sciogliendo. Brutta sorpresa invece per il comune di Preganziol. Caspinede infatti ha annunciato porte chiuse a Villa Franchetti. La seduta del Consiglio di indirizzo che dovrà valutare la bontà della proposta di Camera di Commercio è fissata per giovedì 28 febbraio, ma ci sarebbe già un accordo di massima tra il presidente di Fondazione Cassamarca Luigi Garofalo e quello dell'ente di Piazza Borsa Mario Pozza per concludere per la cifra di 30 milioni l'acquisto della nuova sede a Lappiani. Caspineda inanella una cessione dopo l'altra. Allo stesso modo prende le distanze dalla gestione di beni che la vedevano fino a pochi mesi fa pienamente coinvolta. È il caso di Villa Franchetti a Preganziol. Siamo rimasti basiti, abbiamo avuto pochi giorni fa la comunicazione da parte di Fondazione che viene arrestato tutto il percorso che avevamo concordato. L'8 di ottobre eravamo usciti noi, Comune di Casier, Provincia e Fondazione, tutti d'accordo per un percorso di aperture mensili della villa e un risedersi al tavolo per pensare insieme a un progetto futuro della villa che la mettesse al centro di ogni riqualificazione. Così non è stato, è arrivata una lettera dalla sovrintendenza anche qui a gennaio che chiedeva a Fondazione di mettere mano a quel patrimonio perché è effettivamente tenuto in gravi condizioni di conservazione e Fondazione ha preso la palla al balzo, forse non aspettava altro per dirci porte chiuse, non si entra più e quegli accordi non vengono rispettati. Ovviamente è una soluzione che non ci comoda e non rimarremo comunque qui a guardare. Per salvaguardare lo storico complesso il Comune dovrà muoversi in altre direzioni. Adesso ci attiveremo con la provincia perché abbiamo capito che Fondazione non ha interesse di gestire questo bene. E adesso la storia di un imprenditore di Colle Umberto che ha progettato un materasso depositandone il brevetto per chi è affetto da disabilità ma anche per chi ha particolari patologie. Adesso però l'uomo è gravemente malato e lancia un appello perché qualcuno salvi l'azienda e soprattutto le conoscenze maturate in questi anni. Io offro a chiunque l'opportunità di approfondire questo tema e fa proprio il know-how che noi possiamo cedere. Un grave incidente, una lunga convalescenza, fermo per mesi a letto, un voto alla Madonna e un'idea che si rivelerà vincente, poi la malattia e il timore che quanto costruito finisca. Sono gli elementi principali della storia di Adriano Bettin, storia che inizia nel 1971, quando una mattina d'autunno, mentre si trova alla guida della sua auto, viene tamponato da una betoniera che fa sbalzare la vettura per 200 metri. Bettin, che all'epoca ha 21 anni, riporta un trauma vertebrale e cerebrale. Per i medici ci sono poche speranze. Per 2 mesi è costretto a letto. Questo è stato un trauma che mi ha portato a comprendere quanto una persona allettata soffre. Una sofferenza che lo porta a fare un voto. Ho fatto una promessa di dedicarmi allo studio di un materasso che fosse idoneo alle persone che rimangono immobilizzate. 18 anni dopo Bettin riesce a mantenere fede alla promessa e partendo da zero mette in piedi l'azienda. Poi suo malgrado rimane coinvolto in un altro incidente che lo porta a perfezionare ulteriormente la sua idea, arrivando nel 2000 a depositarne il brevetto. Nel 2008 poi però, mentre si trova in Puglia per raccogliere nuove informazioni e consulenze, avverte uno strano malessere. La diagnosi parla di un carcinoma allo stomaco, viene operato e giudicato guarito, dopo una pausa forzata può riprendere a lavorare. Dovevamo completare col Ministero della Salute un programma di una commissione che si dedicasse allo studio e a come creare il rapporto tra Ministero e classe medica. Progetto però che rimane fermo perché nel 2016 la malattia si ripresenta e 2 anni più tardi l'imprenditore deve combattere anche contro una necrosi all'anca. Non credo arriverò alla fine dell'anno, ci dice Bettin. Il mio stato di salute
è molto a scadenza. La malattia e le terapie a cui ha dovuto sottoporsi hanno costretto gli imprenditori a stare lontano dall'azienda. Da marzo a dicembre io ho perso tutto l'anno lavorativo e ha creato un danno economico irreversibile. Tra qualche mese dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento. Il 16 di marzo purtroppo, a causa di questa inattività di un anno intero, abbiamo anche l'azione di sfratto. Il timore di Adriano Bettina è che quanto costruito con tanta fatica venga perso per sempre. Da qui l'appello. Io offro a chiunque l'opportunità di approfondire questo tema e far proprio il know-how che noi possiamo cedere. Chiedo anche se è possibile avere un anticipo, perché con la cessione in brevetto sono in grado di restituire i soldi, di almeno 30-50 mila euro, perché questo ci permetterebbe di fermare l'azione di sfratto, ma soprattutto avere i tempi di traslare il know-how che abbiamo alle aziende o all'imprenditore che vuole approfondire. Consideriamo che chi approfondirà il tutto e lavorerà su scala industriale avrà un ottimo risultato economico. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di una marcia per dire no all'escalation di intolleranza e razzismo. A lanciarla il trevigiano Antonio Calò, noto per aver accolto nella propria casa dei migranti. Appuntamento il 16 marzo a Venezia, patria simbolica, dice il professor Calò, dell'apertura ad altre culture. Non vogliamo più leggere notizie di ragazzi che si tolgono la vita per un permesso negato. Non vogliamo più assistere inermi all'aumentare di rancore. A chi insulta, a chi usa le persone come ostaggi, diciamo che la debolezza è vostra. Antonio Calò, cittadino europeo del 2018, sceso in campo in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo a fine maggio, lancia insieme a un gruppo di studenti delle università di Padova e Venezia una marcia in laguna, il simbolo di quello che potrebbe trasformarsi in un soggetto politico porto aperto e un manifesto appello non contro, dice, ma per l'accoglienza, per l'equità, per il lavoro anche e soprattutto giovanile. Non siamo la minoranza dei buonisti, ma siamo un sentire diffuso che può rappresentare tanti giovani, non solo nei nostri territori, ma in tutta Italia. Siamo stufi di vedere che una situazione difficile in cui siamo vada a farci abbandonare quelli che sono le basi del nostro vivere insieme, la tolleranza, il rispetto, la cura l'uno dell'altro, a prescindere dal colore della pelle, a prescindere dalla propria provenienza. Invita dunque le donne e gli uomini di buona volontà alla mobilitazione. Calò. Il 16 marzo alle 15 alla stazione centrale di Venezia, un lungo corteo che raggiungerà il Tronchetto. Venezia rappresenta il meglio, il porto aperto, e simbolicamente il porto aperto non è soltanto un porto aperto su un piano sociale, politico, ma anche su un piano economico, ricordiamocelo sempre. Senta, cosa può diventare Porto Aperto? Porto Aperto può diventare una forza che rappresenta la volontà di tantissime persone che hanno deciso di aprire la porta e di aprire i porti. Solo in Veneto gli interventi per bonificare bombe della prima e della seconda guerra mondiale sono stati 368 negli ultimi 13 mesi. Continua il nostro viaggio con chi non smette di combattere questa particolarissima guerra. Quello che state vedendo dalle riprese del drone è in realtà l'immensa area dove il terzo reggimento Guastatori sta mettendo in sicurezza e sta per far detonare gli ordigni. Sono operazioni che vengono ripetute decine e decine di volte l'anno, perché ancora adesso le nostre regioni fanno rinvenire un notevole numero, migliaia di ordigni praticamente ogni 12 mesi. L'escavatore mostra quanto si è dovuto scavare per ottenere un fornello sufficiente ad evitare che le schegge andassero ovunque, e come nonostante 4 metri di profondità l'esplosione sia stata così visibile, perché sia chiaro, chi deteneva in casa questo materiale pensando di fare magari collezionismo quasi innocuo, in realtà avrebbe potuto radere al suolo la sua casa e quelle vicine. E solo l'attenzione professionale di operatori come quelli del terzo reggimento Guastatori può mettere in sicurezza una tale quantità di ordigni.
Innanzitutto, perché si usa questo? L'esplosivo è una sostanza chimica che da solo non riesce a fare boom, ha bisogno di un qualcosa che gli arriva dall'esterno. Tutti gli eserciti al mondo hanno in dotazione delle micce. Le micce non sono altre che come un rubinetto dell'acqua. Il rubinetto dell'acqua che mi serve per portare, un tubo dell'acqua mi serve per portare dell'acqua da un rubinetto verso dove voglio arrivare io col tubo. La miccia funziona alla stessa maniera, abbiamo due tipi di micce in dotazione all'esercito italiano, miccia a lenta combustione e miccia detonante. Questa nel nostro caso è una miccia detonante. Per intenderci, le decine di proiettili italiani e austriaci che un avventato signore teneva in casa a Crespano erano del tipo sparato da cannoni come questi, 75 similari, quelli che trovate di fronte a decine di monumenti ai caduti della Grande Guerra, come questo sull'Isola dei Morti, sul Piave. E a proposito dell'Isola dei Morti, non più tardi di una dozzina di giorni prima gli stessi operatori avevano fatto brillare un'enorme granata da 380, quei giganti da 750 kg con cui gli austriaci tentavano di bloccare il passaggio sui ponti di barche nell'offensiva di Vittorio Veneto. Per essere chiari, solo a gennaio il terzo ha compiuto 20 interventi del genere, di cui 14 solo nella provincia di Treviso, ma il Comando Forze Operative Nord in tutto il Veneto nel 2018 ha fatto 348 interventi e dal Comando di Padova, da cui dipendono ben 8 regioni, 1350 bonifiche per un totale di 8180 ordigni. Lasciamo per un attimo la provincia di Treviso, andiamo nel Padovano per tornare a parlare di Giovanni, il piccolo bimbo di Piazzola sul Brenta, affetto da una malformazione alla gamba che richiede una costosissima operazione. Bene, giorno dopo giorno lievitano i fondi per l'intervento. Intanto domani Giovanni sarà l'ospite d'onore allo Stadio Mercante di Bassano. Continua senza tregua la corsa alla solidarietà per aiutare il piccolo Giovanni, il bimbo di Piazzola affetto da una grave malformazione alla gamba destra sin dalla nascita. Voi telespettatori avete risposto all'appello lanciato attraverso le nostre telecamere da mamma Erika per raccogliere fondi perché Joe sia sottoposto a un costosissimo intervento chirurgico in Florida che gli permetterà di camminare e correre come i suoi coetanei. Al nostro microfono Erika ha chiesto il vostro aiuto. Pensate che solo l'altro giorno vi avevamo dato conto dei soldi raccolti in pochissimo tempo. Volevo aggiornarvi della situazione appunto economica di Giovanni. Nell'arco di un paio di giorni sono stati raccolti tra donazioni e biscotti circa 14.000 euro. Oggi siamo arrivati a 54.000 euro. Ora dopo ora i vostri contributi crescono. Obiettivo è raggiungere quota 400.000 euro. Domenica Giovanni e la sua famiglia saranno ospiti d'onore al Mercante per assistere alla partita che i giallorossi disputeranno contro il Bessica. Due squadre avversarie unite per aiutare quello che è ormai diventato il nostro Joe. Non solo l'intero incasso della partita sarà devoluto al piccolo guerriero per sostenere l'intervento, ma anche il Bessica ha raccolto fondi per lui. Mamma Erika porterà anche dei biscotti, i famosi biscotti di Joe, di cui vi abbiamo parlato nei nostri servizi, che saranno consegnati, previo contributo, sempre pro operazione, e i fedelissimi raccoglieranno altri fondi. Insomma, sarà un'azione combinata su più fronti, massiccia, forte. Protagonista Giovanni, che su iniziativa della nostra emittente darà il calcio d'inizio al match FC Bassano-Bessica. Che vinca il migliore, di certo, la vostra solidarietà ha già stravinto una grande partita. E ieri sera, nel corso di 20 e 10, ospite Emma Della Libera, la 21enne trevigiana che all'Università di Trento sogna di diventare ricercatrice per trovare una cura all'atarassia di Frederick, il morbo degenerativo che l'ha colpita 10 anni fa. Le sue parole sulla sensazione di studiare la sua stessa malattia. A volte mi dico cosa sto facendo, mi sto facendo del male, nel senso che essere così consapevoli è veramente forte, cioè sembra quasi di sentirle di più nel momento in cui le leggi, le noti sul tuo corpo, però è una cosa forte, ma per certi sensi anche comprendo di poter avere un livello di comprensione maggiore di quello che può avere un qualunque altro studioso o un ragazzo che non ha la possibilità, neanche l'interesse di guardarsi dentro, mentre io unisco l'aspetto del paziente, l'aspetto del probabile futuro ricercatore o medico, questo essere a 360 gradi in me
è a volte doloroso, ma è anche magnifico. Io non dico che mi sento fortunata ad averla, non lo dirò mai, non dico che è un dono, però vediamo il lato positivo, comprendo quanto è importante studiare anche un problema, soprattutto un problema di cui non si sa molto. E adesso la storia di un'altra ragazza a scuola vittima di bullismo e che grazie alla breakdance ha vinto contro i bulli e ha realizzato il suo sogno. Ha partecipato alle Olimpiadi giovanili di break vincendo un argento. Si tratta di Alessandra Cortesia, classe 2000, che è stata scelta come alfiere della Repubblica. Stiamo tornando in patria e sono molto felice del mio risultato, portiamo a casa l'argento. Eccola Alessandra Cortesia, 19 anni, mentre stava rientrando dalle Olimpiadi giovanili di breakdance che si sono svolte a Buenos Aires. Un ricordo indelebile per la ballerina di Santa Lucia di Piave. Lei, vittima di bullismo, ha saputo reagire con tanta forza di volontà, lasciarsi alle spalle quella brutta storia, ma il riconoscimento più importante lo riceverà presto dalle mani del presidente Mattarella. Ad Alessandra sarà conferito l'attestato d'onore di alfiere della Repubblica. Dalle piste da ballo arriverà al Quirinale. La motivazione è semplice, il suo successo è frutto di talento ma anche di una grande forza di volontà, dopo aver subito lo scherno e l'emarginazione da parte dei compagni per essere stata la più piccola della classe, oltre che una delle più brave. Quando veniva bullizzata riceveva lettere minatorie ed era costretta a portare gli zaini pesanti di tutti. Ballando, allenandosi 4 ore al giorno, ha acquisito fiducia in se stessa e questa l'ha spinta a ribellarsi e a non subire più. Un esempio di riscatto attraverso la danza. La risposta ai bulli che l'hanno tormentata la dà lei stessa con questa foto e con in mano una medaglia che vale più di 1000 parole. E un grazie speciale va alla Federazione Italiana Danza Sportiva. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon fine settimana a tutti, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto, a Bacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo, sarà una domenica all'insegna del bel tempo. Nel dettaglio sul Veneto cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra -3 e -1 grado, massime comprese tra 7 e 8 gradi. Vediamo ora la situazione del Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura. Non sono attese piogge degne di nota, sarà asciutto ovunque. Temperature minime comprese tra -4 e -2 gradi, massime comprese tra 6 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, con venti in attenuazione. Temperature minime comprese tra -1 e 0 gradi, massime oscillanti tra 12 e 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto, a Bacil di Breda, Treviso.